Grande esultanza qui al Palagozzano dopo questa vittoria soffertissima contro lo Sporting Altamarca, una partita davvero dura. Partita davvero dura, loro è una buonissima squadra che purtroppo questo inizio stagione non le stavano dando i risultati. Per me io la ritenevo loro una squadra a inizio campionato di quelli che devono stare al vertice, hanno un buon gruppo di ragazzi giovani, sono bravi, complimenti a loro che hanno fatto una buonissima partita. Sono sicuro che la classifica per loro è un po' bugiarda perché ritengo che è una buonissima squadra. Siamo stati, penso, bravi, non è facile non subire gol, una partita di calcio 5 e questo penso che è un gran merito nostro. E intanto la classifica comincia a essere davvero buona per il Padova, adesso dicevamo anche in telecronaca, siamo nelle posizioni alte. Sì, siamo nelle posizioni alte, però ti dico, noi andiamo partita a partita, i ragazzi sanno, la mia idea è quella lì, che dobbiamo andare partita a partita. Penso che siamo in grado di vincere a qualunque squadra in questo campionato e allo stesso punto siamo in grado di perdere con qualunque, se l'approccio non è giusto, se il lavoro non è buono, se l'intensità non è quella lì, se non siamo tutti giochiamo in squadra, sbagliamo possiamo perdere con qualunque, se giochiamo bene penso che possiamo anche fare risultato con qualunque squadra. E questa sera avete anche dimostrato di saper soffrire nel modo giusto perché è stato un pressing continuo da parte della squadra avversaria. Sì, loro è una squadra, come ti dico, tecnicamente molto brava, fisicamente anche a un buonissimo punto, abbiamo saputo soffrire quando abbiamo dovuto soffrire. Loro hanno avuto un po' più di possesso palla, magari condizionato del risultato, però io penso che anche noi abbiamo giocato una buona partita equilibrata, si è risolto per piccoli dettagli, io penso che loro potevano pareggiare lo stesso che magari anche noi potevamo allungare, siamo contenti perché l'abbiamo vinto. Beh, ultime 3 partite, 3 vittorie consecutive, adesso si tratta di continuare soprattutto in trasferta. Sì, però è il discorso di altre settimane scorse, il campionato è molto equilibrato, magari c'è qualche squadra che ha qualcosina in più, ma ancora non è definito. Fuori casa è molto difficile, vale lo stesso il discorso anche per la squadra Sporting Altamarca, che è una buonissima squadra come ho detto, e fuori casa l'ha sofferto anche qua con noi. Ovviamente i punti e i risultati fuori casa sono quelli che sicuramente ti danno un salto qualità nel campionato per fare una buona classifica. Grazie mille, grazie a tutti.